Non sarà una battaglia facile, ma noi siamo pronti. Enrico Cappelletti, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione, con un programma che si concentra tra l'altro su lavoro, sanità e ambiente, presenta i candidati al Consiglio regionale in lista nel veneziano. Candidati scelti attraverso il voto degli iscritti al movimento. Noi ci distinguiamo dagli altri partiti che fanno spesso una selezione dei propri candidati sulla base del pacchetto di voti magari raccolto con metodi di tipo clientelare negli anni passati, oppure da coloro che sono più controllati o controllabili dalla segreteria politica che li seleziona. Rappresentativi delle varie zone della città metropolitana di Venezia, diversi per professione, in una forbice di età che va dai 23 ai 55 anni, i candidati hanno però più di una cosa in comune. Trasparenza, voglia di poter cambiare il Veneto, di renderlo una regione migliore ancora di più per affrontare le grandi sfide globali che sono quelle della tecnologia, dell'innovazione tecnologica, del digitale, dell'ambiente, temi che come governo stiamo cercando di affrontare attraverso il Recovery Plan e vogliamo trasformarlo in norme, leggi e fondi adatti per il Veneto per fargli fare un grande salto di qualità. Cappelletti ha posto l'accento sulla sostenibilità ambientale con particolare riguardo alla dibattuta riapertura dell'inceneritore di Fusina. Abbiamo sicuramente più attenzione verso le esigenze dei cittadini, verso un ambiente più sano, più pulito, un'attenzione particolare al lavoro, alla digitalizzazione, a un'edilizia scolastica che in questi anni è stata vista deperire. Abbiamo dato pochi finanziamenti in tutti questi anni anche alla sanità e questa emergenza del coronavirus ci ha fatto capire in realtà che c'è bisogno di fare di più e meglio. Vogliamo un Veneto a impatto zero, un Veneto che non sia inquinato e che non intossichi la salute dei nostri bambini. Siamo qui con proposte concrete, una su tutte la creazione della filiera della canapa, che è un mercato che nel mondo si sta espandendo incredibilmente e che deve espandersi anche qui in Veneto perché può generare ricchezza e nel contempo avere rispetto dell'ambiente e della salute.